bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è, siamo in comunione gli uni con gli altri. Il Santo ci purifica. Se diciamo di essere purificato in stessi e la verità non è in noi. Siamo i nostri Egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché ma presso il Padre. Gesù Cristo, il giusto, è la vittima di espiazione per i nostri peccati, non per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Allora ci avrebbero invertito di noi. Alleluia, Signore, allora le ci avrebbero tutto il re, ci avessero mersi, ci avrebbero virtuose. Siamo stati liberati come un passero dal braccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel Signore e ha fatto cielo e terra. Alleluia. Ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, ti acclamo la candida sia con voi. Vangelo secondo appena partito, quando un angelo apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre. Fu finché dirò. Erode infatti vuole cercare il bambino. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era detto dal Signore per mezzo del profeta. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, da secondo il tempo che aveva perso con esattezza i magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Erode mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme. Il martirio degli innocenti continua senza sosta, con la differenza
persone umane. Si conosce comunque la disponibilità di prodotti e mezzi per causare anche l'esplosione del feto. E qui nasce un spiegazione di Dio, ma è certo che lui vuole la nascita dei bambini. Tante cose non riescono ad avere figli e per paradosso avvengono ogni giorno milioni di aborti nel mondo. Per le gravidanze vanno analizzate singolarmente e se non è qualcosa di Dio di fare una coppia di figli, da fare sull'intervento di sana o per la frequenza della coppia di magi o di anche per altre richieste o per invidia e la cattiveria di persone che si vendicano ricorrendo alla magia e tra le conseguenze c'è anche quello di rendere la donna sterile, ma può avvenire anche all'uomo. La festa di oggi ci porta a riflettere sul dolore che patiscono i innocenti, in quanto in questo mondo che premia solamente i cattivi e martirizza molte persone buone e perfette. La bontà è una grande virtù, ma molti cambiano questo per stupidità e cercano di approfittarne. La relazione garbata e decisa dei buoni è sempre corretta, mantenendo un concetto ma risoluto. Il dolore è una realtà della nostra vita. In un mondo allora bisogna trovare la migliore soluzione, santificarlo. La sofferenza causa spesso scandalo e si erge davanti a molti come un immenso muro che Dio è finito amore per gli uomini. Molti si pongono questa domanda: perché Dio onnipotente non risparmia tanto dolore apparentemente inutile? Il dolore è un mistero. Tuttavia, il cristiano che abbia fede sa scoprire l'oscurità della sofferenza propria e altrui, la mano amorosa e provvida del suo Padre, e che sa di più e vede più lontano, e in qualche modo sente le parole di San Paolo ai primi cristiani di Roma. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. La lettera di capitolo 8, verso 8. È difficile per noi contemplare gli avvenimenti nella loro giusta prospettiva. Vogliamo sempre una parte molto piccola della vera realtà. La realtà che vediamo è solamente quella immediata. Tendiamo a guardare l'esistenza terrena come se fosse definitiva e non di rado consideriamo questo tempo terreno come il momento in cui dovrebbero rialzarsi e appagarsi se le ansie di perfetta felicità che ci pulsano nel cuore. Il dolore si presenta in varie forme, nessuna delle quali è spontaneamente desiderata da qualcuno. Ciò nonostante Gesù proclama beati, lieti, felici, fortunati, quelli che piangono, e cioè quelli che in questa vita sopportano una croce un po' più pesante, malattie, dolore fisico, povertà, calunnie, diffamazioni, ingiustizia, eccetera. Perché la fede cambia di segno il dolore che
stati i mezzi che il Signore ha utilizzato per redimerci. Avrebbe potuto ricorrere ad altro, ma ha voluto redimerci proprio con la croce. Da allora in poi il dolore ha un significato nuovo, comprensibile solo nel rapporto a Gesù. Il Signore vuole che evitiamo il dolore e che combattiamo la malattia con tutti i mezzi a nostra disposizione. Al contempo però desidera che diamo un significato redentivo e di purificazione personale ai nostri dolori e sofferenze, anche quando ci sembrino ingiusti e sproporzionati. Non vengono santificati dal dolore quanti soffrono a causa dell'orgoglio ferito, delle invidie, delle gelosie. Quante sofferenze vengono costruite da noi stessi. Questa non è la croce di Dio, anzi è una croce innalzata proprio per tenerci lontani da Lui. Esaminiamoci oggi durante la preghiera. Porto con delicatezza la croce del Signore. Spesso consisterà in piccole contrarietà che si verificano nel lavoro, nella convivenza, magari un rimprovero che non ci aspettavamo, il carattere di una persona con cui si deve convivere, progetti che dobbiamo cambiare all'ultimo momento, strumenti di lavoro che si rompono quando più ci sono necessari, disagi prodotti dal freddo o dal caldo, incomprensioni, un malessere che per un po' di tempo riduce le nostre capacità. Il dolore, piccolo o grande, quanto sia, se è accettato e offerto al Signore, produce pace e serenità. Quando non lo si accetta, l'anima resta ferita e cova un'intima ribellione che si manifesta esternamente sotto forma di tristezza e malumore. Bisogna che ci dedichiamo a farci carico della croce piccola di ogni giorno. Buona preghiera a tutti, salutato da Gesù.
Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo figlio, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore della realtà invisibile. E noi, uniti agli angeli e santi e alla moltitudine di cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene in nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutte le redenzioni dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda i padri della tua Chiesa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, i presbiteri e gli altri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, il suo sposo, gli Apostoli, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono creduti. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, santificetur nomen tuum, venga il regno tuo, fiat voluntas tua, sic in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittibus debitoribus nostris, et nos
Agnello che quando agnello che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, il nostro regno di partecipare alla tua messa, ma di ascoltare la parola che io sarò salvato.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te nel peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'angelo e lo seguono ovunque vanno. Preghiamo. O Padre, concedi con abbastanza la tua salvezza ai fedeli nutrinti dei tuoi santi misteri nella festa dei martiri innocenti, che ancora incapaci di confessare il nome del tuo Figlio per la sua nascita, furono coronati di grazia celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, nei secoli dei secoli. Amen. Ora ci troviamo davanti a Gesù. Realmente presente. E lo guardiamo con gli occhi e lasciamo aperti. Diamo la nostra guarigione fisica e spirituale. Adesso facciamo l'inno allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, visita le nostre menti, riempi la nostra Cuore hai creato, o dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, figlio della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia in noi 7 doni, suscita in noi la parola, sviluppa l'intelletto, chiama a regno del cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore, difendici dal nemico, reca loro la pace, la guida ci preservi, luce d'eterna sapienza, spiaci grande mistero, di Dio Padre e Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Noi chiediamo l'aiuto e riceviamo lo Spirito Santo nella misura in cui il nostro spirito è in grado. E da questo momento noi non viviamo per noi stessi, ma viviamo come Gesù e Maria, guidati dallo Spirito, dare la stessa vita che fare la volontà del Padre. Il dono dello Spirito Santo è un dono gratuito che il Signore dà in maniera meravigliosa a coloro che glielo chiedono. Ricevere lo Spirito Santo è soltanto la conseguenza dell'avere sete di Gesù. Chiediamo al Signore Gesù che la precedente dimostrarci male della nostra vita, ci sentiamo incapaci di amare, ce ne saranno tanti. Chiediamo quella in cui poi chiediamo di quale bisogno per umiliare Gesù e Maria per poter aiutare gli altri di loro amore. Adesso chiediamo a Gesù e a Maria di volere veramente loro, così che noi possiamo amare noi. Come segno del nostro desiderio, tendiamo le nostre mani aperte al Padre Celeste con il cuore aperto e disposto a ricevere. Ora guardiamo Gesù che si trova davanti a noi. Gesù è inviato dal Padre. Ascoltiamo mentre ci dice personalmente: ricevi lo Spirito Santo. Accogliamo ora il nostro Spirito Santo in ogni cella del nostro corpo, dalle unghie dei piedi fino ai capelli. Parte del nostro essere che desidera amare Gesù. Ascolta che ci dice: come il Padre ha mandato me, io mando te. Ricevi lo Spirito Santo. Ricevilo nei tuoi occhi, ricevilo nelle tue orecchie, ricevilo nella tua bocca, ricevilo nel tuo cuore, ricevilo
so che non mi puoi respingere, così come mi pento dei miei peccati e sono disposto a perdonare quanti mi hanno fatto e mi fanno del male. Annuncio a Satana, libero delle sue seduzioni e da ogni male. Credo in te, nella tua divina misericordia, nella tua bontà infinita. Mi dono tutto a te, ora e con il tuo aiuto per sempre. Uniscimi a te per l'eternità, Signore Gesù, mio Signore e Salvatore. Risana, guarisci, fortificami, convertimi al tuo santo amore, innamorami di te. Gesù, vieni, voglio donarmi a te che sei d'amore. Il tuo prezioso, ascolta la mia supplica, donami il tuo Santo Spirito, aiutami a non voltarmi indietro, a non desiderare nient'altro che te, che sei la via, la verità e la vita, quella che genera, quella che conduce alla risurrezione eterna. Signore Gesù, non voglio rinviare a lungo la mia conversione. Ti prego, spalanca le porte del tuo cuore, perché voglio entrare per rimanere sempre. Ricordami delle tue grazie, oh Signore. In questo momento provo una sensazione diversa, mai avvertita. Forse il desiderio di qualcosa di grande, qualcosa che mi può dare una svolta alla mia vita e il desiderio della santità per poter vivere realmente in pienezza la mia vita. Per questo tocco del Divino Spirito. Signore, tu sei santo, che fai cose stupende, rendimi santo. Signore, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, tu sei il Re onnipotente, soccorrimi. Signore, tu sei il Re del cielo e della terra, il creatore di ogni cosa, chinati sulla tua piccola creatura. Signore Dio, vivo e vero, sei l'amore e la carità, fa che impari. Tu sei la saggezza infinita, insegnami la saggezza del cuore. Signore, tu sei l'umiltà, tu sei la pazienza, tu sei la mitezza, tu sei la bontà. Donami le sante virtù. Signore, tu sei il Re dei principi e dei tempi. Donami la tua forza per sconfiggere il maligno. Signore, tu sei ricchezza infinita, soccorri la nostra povertà. Signore, ricorda, perdona tutti i nostri peccati. Signore, la nostra pace, la nostra speranza, c'è la nostra tu sei beatitudine che il nostro cuore sospiri sempre a te, nella venirti a contemplare, nella bellezza invisibile del tuo regno d'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Facciamo un breve silenzio, parliamo a Gesù di tutti i nostri bisogni.
Oggi facciamo una bella preghiera allo Spirito Santo. Chiediamo grazie per tutto ciò che benedetto sei tu, Padre, creatore del cielo e della terra, che mi ha reso tuo figlio mediante il sangue preziosissimo di Gesù e mediante l'effusione del tuo Santo Spirito. Questo è il tuo dono, non esprimi chiaramente a seguire Gesù, affinché noi, nell'unità realizzata dello Spirito, lo sia con i miei fratelli nella Chiesa, segno vivo dell'amore unitario, confidando di che il tuo amore, o Padre, per sempre, rinuncio a Satana e tutte le sue seduzioni, e ti chiedo di dal suo dominio di tenebre e dalla schiavitù. Ti chiedo nel nome di Gesù di guarirmi da tutte le malattie spirituali e fisiche. Dichiaro di mangiare te, o Padre, e riconoscerti creatore del cielo, di accettare il tuo Figlio Gesù e di riconoscerlo il mio Signore e il mio Salvatore, di accettare il tuo Santo Spirito e di riconoscere il tuo Salvatore, Avvocato, Santificatore e Guida. Ti offro la mia vita e voglio sempre seguire te, mio Signore, e credere al tuo Spirito. Mi riconosco peccatore e ti chiedo perdono di tutti i peccati. O Padre, aspergimi con acqua pura e sarò purificato. Purificami da tutte le mie e da tutti i miei idoli. Nuovo, metti dentro di me uno spirito nuovo. Togli da me la pietra, il cuore di carne, sappia amare e perdonare. Poni il tuo spirito dentro di me e fammi vivere secondo i tuoi statuti e fammi osservare e mettere in pratica le tue leggi. Liberami dalle mie impurità. Padre, nel nome santo di Gesù, ti chiedo di effondere in me sulle persone che ho inserito nella mia lista di liberazione, sulle persone che ci ho scritto a casa, sui miei principi e sulle principesse, il tuo Santo Spirito. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondici, plasmici, riempi, usaci. Spirito di noi e scendi su di me. Spirito di concedermi i tuoi doni, i tuoi carismi, in particolare ti chiedo i doni del tuo Santo Spirito, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la pazienza, la pietà e il timore di Dio. I carismi della fede, della speranza, della carità, i carismi dell'annuncio dell'istruzione e dell'evangelizzazione, il carisma del miracolo e delle guarigioni spirituali, mentali e fisiche, il carisma del discernimento dei spiriti, il carisma delle lingue e dell'interpretazione e ogni altro carisma che tu crederai opportuno. A tuo nome, per la giustizia dei miei fratelli e per la mia salvazione. O Padre, desideroso di rivivere Maria, tua figlia provvidente, madre del tuo figlio e mistica sposa del Santo Spirito, in lei ti consacro ogni momento. La mia risposta al tuo amore sia come quella di Maria Vera il giorno dell'angelo,
eccomi, sono la serva del Signore, venga in me, attraverso la mia fede si realizza il disegno d'amore che tuo Padre, per mezzo del tuo Spirito, vuoi fare all'ora del Signore Gesù Cristo. Amen. Gloria al Dio dello Spirito. Si dice la forza che si amava ecco l'evoluzione dello Spirito Santo e la forza che usciva dal Signore e che anche oggi esce dalla sua persona divina, perché anche oggi è presente nel Santissimo Sacramento, in quell'oste bianca palpita Gesù, così come palpitava 2000 anni fa, quando passava tra la sua gente, che lo supplicavano di guarire. Gesù, io sono qui davanti a te per adodarti, lodarti e ringraziarti. Tengo le mie mani e ti supplico, di me, sono malato, tutta la forza del tuo divino Spirito. Gesù, ti contemplo in questa ostia, sei come un sole di e ogni raggio, tutti gli infiniti raggi che emanano dal tuo Spirito, dal tuo adorabile cuore, dal tuo santissimo, sono come che mi ricopre e penetra in tutto il mio corpo, in tutti i anni e in ogni piccola cellula. Questa pioggia di è la lezione del tuo Spirito. Questa riflessione è presente anche nella Santa Messa. Tutto durante la Santa Stazione è la riflessione del tuo Santo. A partire dal segno della croce, seguire poi
Santo sta toccando il nostro cuore, la nostra mente, sta vedendo quel nostro ricordo passato. Il culmine di queste irradiazioni si ha durante la partecipazione alla comunione. Noi sappiamo che la Chiesa ci insegna che per almeno 15 minuti le specie rimangono dentro di noi. Cristo è presente in noi, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua umanità. Allora durante il ringraziamento posso credere, perché la fede ce lo insegna, che Dio dentro di me mi sta creando con la potenza e sta irradiando tutte le altre. Credere che Dio mi perché come il sole quando tocca il ghiaccio lo scioglie, così quando l'irradiazione dello Spirito Santo tocca il ghiaccio del mio corpo può sciogliere tutte le cellule del corpo, tutte le occlusioni delle arterie, tutti i casi biliari, tutte le disfunzioni ghiandolari, del metabolismo, del sistema immunitario e neurologico, tutte le malattie dell'apparato circolatorio, respiratorio, digerente, muscolare, scheletrico, giunture delle ossa, gli arti paralizzati e ictus che hanno reso infermi e parti delicate del corpo, può guarire tutte le malattie degli occhi, dell'udito, della bocca, della pelle, del cuoio capelluto e ogni più piccola cellula, perché l'irradiazione dello Spirito Santo non conosce ostacoli, è la stessa luce di Dio. La luce dell'amore è nulla e più potente dell'amore. L'amore è una forza che sana, libera, ricrea e rinnova. Tutto il nostro corpo può trovare la sua perfetta salute, il suo equilibrio, la sua bellezza originaria, come fosse potente mano del suo creatore. Preghiamo ora con questa sera l'efficacissima preghiera di Santa Faustina, che nell'ultimo le fu ispirata da Santa. Vediamo insieme questa piccola frase. Il tuo sangue è puro e sano, il tuo sangue circoli nel mio organismo malato, circoli nel mio organismo malato, il corpo puro e sano, e il tuo puro e sano trasformi il mio corpo malato, trasformi il mio corpo malato e pulsi in me una vita sana e forte. e pulsi in me una vita sana e forte. Dice ancora Santa Faustina, dopo che ti pregavi così, provai come uno strappo di tutto l'organismo e mi sentii all'improvviso completamente sano. Nulla è impossibile per te, perché tu sei il Signore della vita e tutto si sottomette al tuo comando, e quindi anche ogni morte, malattia, infermità può scomparire all'istante. Quando chiediamo una grazia, facciamolo sempre uniti alla Vergine Santissima. È stata la creatura piena di grazia, ricolma del Divino Spirito, e dal momento della sua immacolata concezione. Maria è una creatura straordinaria e bellissima, potenza d'amore che irradia dalla sua persona. Si può dire che tutto l'insostenibile fuoco dello Spirito Santo si concentra nel suo cuorissimo per corregliarsi su tutti i figli. Lei, che ha dato per due mesi nel greco, la seconda persona della Trinità, è stata immersa in un bagno di luce divina, inimmaginabile, e è uscita come divinizzata. Nessuna creatura è stata mai sarà pervasa da questa luce gratificante come Maria. E sicuramente la Madonna ha chiesto a Gesù il dono dell'irradiazione dello Spirito Santo per tutta l'umanità. Quando la della Santissima Trinità è discesa sugli Apostoli il giorno di Pentecoste, essi erano tutti riuniti nel cenacolo con Maria e pregavano insieme a lei. Anche noi, quando meditiamo
misteri della vita di Gesù, siamo uniti a Maria e la recita del Santo Rosario diventa per noi una fonte di redenzione potentissima. Quante grazie di guarigione ottiene la recita del Santo Rosario fatto con amore. È l'arma vincente contro Satana e non c'è un problema che non può essere risolto con questa straordinaria preghiera. Ricordiamo sempre che per lo Spirito Santo non esistono barriere di tempo e di spazio. In un attimo e in qualsiasi momento può raggiungere gli stretti confini della terra e operare prodigi meravigliosi. Pensiamo alla guarigione del servo del centurione. Quel servo non era presente, Gesù lo voleva lontano, semplicemente con un atto della sua volontà. Basta dunque un solo comando al pensiero di Gesù e questa corrente d'amore raggiunge ogni uomo, anche coloro che sono infermi in un letto e non possono alzarsi, ma occorre come centurione avere una grande fede, una fede forte, incrollabile, piena di amore, di fiducia e di abbandono. Gesù, noi crediamo fermamente nella tua potenza di guarigione e di liberazione. Crediamo in questa radiazione di luce che emana dal tuo cuore e dal tuo pensiero. Crediamo che se tu vuoi, tutto tu puoi. Tutto dunque noi speriamo da te, oh Signore. Tu sei il nostro creatore, tu sei il nostro dolcissimo Padre. Sotto i raggi della tua potenza che si radia e si diffonde incessantemente da te, come una sorgente limpidissima di luce, da cui scaturisce ogni bene, ogni perfezione, ogni bellezza, ogni santità, ogni grazia e ogni benedizione. O fuoco potentissimo d'amore, copri qualsiasi distanza e diffonditi con i tuoi doni di guarigione e di liberazione su tutti noi, su tutti coloro che seguono la mia lista di infezioni, su tutti i nostri fratelli e sorelle che ci ascoltano da casa, su tutti i miei principi e le mie principesse, e fonditi su tutti coloro che sono prostrati in un letto a causa di malattie incurabili, su tutti coloro che soffrono lunghissimi anni a causa del maligno. Spezza con la tua luce i tentacoli di Satana che si sono ramificati in tutti gli organi del corpo, impedendo in questo modo di svolgere le loro funzioni vitali e causando così ogni genere di malattia. Scendi su coloro che hanno perso la speranza e hanno la distrazione nel cuore, perché si sentono abbandonati e schiacciati sotto il peso di dolori inimmaginabili. Inondami sotto spirito, coprimi con la tua luce e tutto il me sia toccato da questa carezza suave e luminosa. Satana sarà così costretto a fuggire, l'oscurità infatti non può sopportare la luce, l'odio non può sopportare l'amore. O eterno divino spirito, ricostruisci ogni cellula malata nel nostro corpo e librami dal veleno di Satana, infiltrato in me attraverso i malefici, le fatture, le maledizioni, il malocchio, le letture e le stregonerie. O eterno divino spirito, plasma il mio cuore e spazza via il mio peccato, tutto sia purificato, affinché la piccola stanzetta del mio cuore diventi la splendida legge del Re, di colui che l'universo intero non può contenere. Sia Signore, tu vuoi fare di questo mio povero cuore un piccolo paradiso, da cui irradiare sul mondo le tue divine grazie. Fuoco eterno, insostituibile beatissimo splendore. Scendi su tutti noi attraverso il cuore immacolato e le mani purissime di Maria. Stendi, o Maria, su di noi le tue mani sante benedette e comunicaci questo fuoco divino che ti ha resa figlia, sposa e madre dell'Onnipotente, affinché siano spezzate tutte le nostre catene, tutti i nostri lacci, i nostri legamenti, tutte le opere malvagie compiute su di noi, sulle persone che seguono nella mia lista di tentazione, sulle persone che ci ascoltano da casa, sui principi e sulle principesse,
fa che possiamo essere liberati definitivamente dalla schiavitù di Satana e da tutte le paure che egli suscita, anche la paura verso di te, o Dio. Dice San Giovanni: l'amore scaccia il timore. Viene Spirito Santo a sciogliere in noi ogni paura con la tua radiazione e fa che tutti i tuoi figli possano ritornare a gridare con infinito amore Abba Padre e possano sentirsi veramente figli amati con un amore tenerissimo di predilezione. Fa, Spirito Santo, che possiamo finalmente esultare di gioia e cantare come Maria Magnifica, perché grandi cose ha fatto ciascuno di noi dal primo tempo, e vogliamo cantare ora e per sempre le straordinarie meraviglie del tuo amore. Sì, canterò in eterno la grandezza del Signore, perché tuo Dio mi hai salvato, mi hai liberato dalla paura del peccato e dall'abisso della morte. Tu hai spezzato le mie catene e mi hai donato la libertà e la dignità dei figli di Dio. Mi hai rivestito di santità e di bellezza. Grazie, mio Signore, o Trinità Beata, a te la gloria, la lode, nei secoli eterni. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Speriamo le mani. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, dove in loro tutte le generazioni chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. di Generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono, a spiegare la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi dei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Teniamo le nostre mani aperte, chiediamo allo Spirito Santo, a Gesù e alla Madre Celeste di liberarci dallo spirito di impurità, di liberarci dallo spirito dell'orgoglio, della superbia, del peccato, delle ossessioni e vessazioni, di liberarci dallo spirito della confusione mentale,
delle invidie, delle gelosie, delle paure, delle angosce, delle ansie, di liberarci dallo spirito della depressione, di liberarci dallo spirito dai pensieri di suicidio, dai pensieri di morte, delle ferite emozionali che ci hanno colpito in tenera età, nel grembo della mamma, da neonati, bambini, adolescenti e ragazzini, di liberarci dai mali che ci hanno colpito da bambini provocati dai parenti, vivi o defunti. Spirito Santo, ora che siamo liberi da queste negatività e malvagità, entra in noi, fai sentire tutta la tua potenza, liberatrice, guaritrice e sanatrice della preghiera, che entri in noi l'amore di Gesù e di Maria, la gioia, la pace, il perdono, l'amore, la tranquillità, la pazienza, la mitezza, di cui siamo riempiti di luce. Gesù è la luce del mondo. Quando sentiamo che le nostre mani sono piene di luce, piene di amore, piene di Gesù e di Maria, portiamole verso il cuore e sentiamo l'amore che ci riempie. Riapriamo lentamente le mani, sempre della loro amore. Le nostre mani appoggiamole sulle parti malate del nostro corpo. Per i malati spirituali appoggiamo sulla testa e sulla facendo in modo che ogni cellula del nostro corpo venga originata dalla luce dello Spirito Santo di Gesù e di Maria. Apriamo di nuovo le mani lentamente, luce di Gesù e di Maria, e portiamole verso il cuore e sentiamo dentro di noi è pieno di Gesù e di Maria. Adesso il nostro corpo è coperto di luce e il nostro cuore è pieno d'amore e di luce di Maria, che sono la luce del mondo. Adesso abbiamo la sensazione che questa luce si effonde in tutte le direzioni. Noi siamo pieni di luce di Dio. Adesso possiamo vedere veramente il Padre nei cieli come il centro di tutta la luce. E questa luce scende su noi. Siamo centrati dalla luce che dal Padre attraverso Gesù e Maria scende fino a noi. Ecco, tutti i giorni, fino a fine del mondo, dice il Signore. Grazie Signore Gesù, grazie Madre Celeste, grazie perché tanti si stanno nei dolori di Maria, soprattutto personali, che ne vanno fin da bambini. E voi in questo istante li state guarendo e liberando. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria
Signore Gesù, tu facciamo il silenzio, poi dopo un canto, per venire alle scuole preparate le lodi che facciamo insieme alle scuole.
Figli del Signore, una voce si ode da Rama, Maria della Mara, Rachele e le sue figlie, rifiuta d'essere consolata perché non sono qui.
Ti acclama, Signore, la candida schiera dei martiri. Cristo, testimoniato con il sangue dai martiri innocenti, Donaci di conquistarti davanti al mondo nella prudenza della vita. hai donato la pace della vittoria a bambini deboli e indifesi. Fa che noi, con tanti armi della tua grazia, non sfondiamo le forze del male. Hai santificato nel battesimo di sangue i deboli innocenti. Purificaci da ogni iniquità. Hai mandato davanti a te i santi innocenti come primizie del tuo regno. Non permettere che rimanga escluso da convinto della tua parola. Nella tua infanzia hai conosciuto la persecuzione e l'esilio. Difendi i fanciulli, crocifissi e arresti. Santificato
Santo Paracleto, benedetta la Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloria